Quarta corsa dall'Arcoveggio, un miglio che vede due cavalli ritirati, Belen Cis e Zilat Jet. Lo schieramento 1 Citro Sodina Oil, 2 Blackfire Horse, 3 Ulteriorville, 4 Cedro Bro, 6 Carabiniere Pel, seconda linea 7 Atena del Roncotto, Bacau di Casei, 9 Chance Joyeuse, 11 Barney Lenny, 12 Coschi in terza fila 13 Cinderella Jet. I favori in chiusura sono, se li contendono, Blackfire Horse, Ulteriorville e Cinderella Jet. 2, 3 e 13 i numeri. Macchina che accelera la velocità iniziale di Carabiniere Pel, che in breve supera tutti e guida su Blackfire Horse, mentre Ulteriorville rimane all'esterno. In vantaggio Carabiniere Pel, che affronta la piegata nei confronti di Blackfire Horse all'esterno. C'è il tentativo subito di Ulteriorville, non bellissimo, Blackfire Horse che... No, scusate, Carabiniere Pel che subisce l'attacco di Ulteriorville, che insiste per tutta la retta delle scuderie, dopo 400 metri tende ad avvantaggiarsi, però al comando 12, rimane Carabiniere Pel. Più indietro c'è Blackfire Horse che segue il duello fra i primi due, non è passato ancora del tutto. Ulteriorville, così con la curva è rientrato completamente Carabiniere Pel, che però poi si getta di galoppo. Numero 6 Carabiniere Pel squalificato. Già di là non bello di andatura, ha finito con lo sbagliare e così. Al comando c'è ora Ulteriorville, ma ha speso notevolmente, gli 800 se ne vanno intanto in 59,9 e c'è subito il tentativo di Blackfire Horse che ha lasciato la corda per anticipare Cinderella Jet. Sono i tre più seguiti, alla corda c'è Citro Sodina Oil, sta già passando Blackfire Horse all'altezza del chilometro in 1:15,7, ma incombe al largo Cinderella Jet. Cinderella Jet va su Blackfire Horse, mentre cerca di farsi luce anche Barney Lenny. L'attacco di Cinderella Jet, che a 400 dal palo passa in vantaggio e acquisisce subito margine. Barney Lenny cerca di intervenire insieme a Citro Sodina Oil, anche Blackfire Horse in difficoltà. Ha preso margine intanto Cinderella Jet, 3 lunghezze nei confronti di Barney Lenny quando siamo all'ingresso addirittura d'arrivo. In testa è Cinderella Jet che nel finale cerca di controllare tutti i tentativi di Barney Lenny. Vince Cinderella Jet nei confronti di Barney Lenny, terzo posto per Citro Sodina Oil. La vittoria, nonostante il numero 13 per Cinderella Jet, Filippo Monti in sediolo per conto di Ramon Notari, la scuderia Alessi Horse Racing. 1:16,3 ragguaglio conclusivo, 31,1 a chiudere, tanto è bastato per vincere ancora agevolmente nei confronti di una generosa Barney Lenny, che deve accontentarsi del posto d'onore davanti a Citro Sodina Oil.